Benvenuti, oggi è martedì 30 luglio 2024. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:10. La luna sorge a 00:59 e cala alle 16:21. Oggi si celebra San Pietro Crisologo. Il nome Pietro ha origine greca e significa roccia. Il 30 luglio è la volta della Giornata Mondiale dell'Amicizia. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti delle proprie amicizie e la caratteristica maggiormente ricercata è l'affidabilità. La Giornata Mondiale dell'Amicizia, che ricade annualmente il 30 luglio, è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011, con l'idea che l'amicizia tra popoli, paesi, culture e individui possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità. Sono 77 le candeline per Arnold Schwarzenegger, uno dei più popolari attori di Hollywood ed ex governatore della California. Culturista fin da giovanissimo, sul fisico possente ha costruito la carriera come interprete del genere action movie e duro del grande schermo, in concorrenza con Sylvester Stallone. Conan il Barbaro e Terminator tra i ruoli più famosi. Festeggia 74 anni il regista Gabriele Salvatores. La consacrazione arriva nel 1991 con Mediterraneo, per il quale vince l'Oscar al miglior film straniero. Tra le altre pellicole ricordiamo Marrakesh Express, Io non ho paura e Sud, girato nella piazza del borgo siracusano di Marzamemi. Infine, oggi compie 50 anni Selvaggia Lucarelli. Giornalista, opinionista, scrittrice e conduttrice radiofonica, ha esordito a fine anni 90 come attrice teatrale al fianco di Max Giusti. Grazie al suo blog Stanza Selvaggia e alla scrittura irriverente collabora con varie testate. È giudice in diverse trasmissioni come a Ballando con le Stelle. Con Flower and Trees, il 30 luglio del 1932, il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Sapete perché i capelli diventano più scuri quando si bagnano? Questo in realtà avviene anche per i tessuti, la sabbia, il cartone e per tantissimi altri materiali. È dovuto al fatto che le superfici in questione, se viste al microscopio, non sono perfettamente lisce e l'acqua va a riempire questi piccoli spazi e queste piccole imperfezioni. In questo modo la luce rimbalzerà sulla superficie in modo diverso, facendo apparire il materiale di un colore più scuro. Buongiorno ai 12. Oggi una divertente luna in gemelli forma dei trigoni poderosi nello zodiaco con Plutone e va d'accordo anche con Nettuno. Luna in gemelli, comunicazione. Vediamo i 12 come comunicheranno. Ariete, sicuramente un toccasana per voi perché Luna, Marte, Giove nella vostra terza casa ideale vi danno la possibilità di esternare totalmente tutti i vostri sentimenti, bisogni e volontà. Quindi oggi il partner si sentirà parlare da voi che più chiaro non si può. Toro. Una luna fortunata per quello che riguarda l'economia, le spese e l'ottimizzazione di qualcosa. Molti di voi potrebbero andare dal commercialista, sistemare alcune cose, pagare degli arretrati e valutare che ci vuole un piano di rientro economico in taluni casi o comunque di riorganizzazione delle finanze. Gemelli, luna oggi ospite nei vostri gradi, emozione, passione e abbondanza. Anche se Venere e Mercurio non sono troppo d'accordo, i due pianeti un po' dispettosi nei vostri confronti vi animano di buone intenzioni ma tendono un po' a farvi fraintendere, quindi abbiate sempre la certezza di rivolgervi a persone che vi capiscono fino in fondo perché correrete se no il rischio di sentirvi incompresi.
Cancro, giornata oggi che prevede proprio la vostra luna in 12ª casa, congiunta a Marte e a Giove. È come se aspettaste qualcosa di grosso, come se qualcosa vi emozionasse al punto da riuscire a farvi evitare una serie di compromessi che purtroppo avete dovuto fare fino ad adesso. Un'attenta analisi vi aiuterà a capire come evitare tutta una serie di magagne. Leone, la giornata di oggi prevede una luna molto amicale che muoverà tra l'altro Marte e anche Giove, quindi visite d'amici, regali e comunque qualcosa o qualcuno che vi sostiene, magari in un momento complicato della vostra vita. E beh, chi amici sa le scale. Vergine, ecco, nel vostro caso è più adatto che a lingua passa il mare, proprio perché la comunicazione oggi è una dote che non vi farà difetto, ma dovrete stare attenti perché è come se vi muoveste in un campo minato, quindi attenzione a non offendere con la vostra logica i sentimenti di persone che comunque confidano in voi, un po' più tatto, un po' di più diplomazia. Bilancia, la giornata di oggi presenta una luna in trigono, risale l'umore e sicuramente l'interesse per la passione, per una proposta di viaggio è assolutamente fattibile. Quindi divertitevi un po' a fantasticare su quanti, come e dove vivere questa vacanza tutti insieme appassionatamente. Scorpione, la luna ha finalmente deciso di finirla di farvi dispetti, migra in Gemelli e vi lascia solo l'opposizione uraniana e per un bel pezzo, di opposizioni non ne avrete più tranne quella di Urano che finisce l'anno prossimo, quindi un cielo più semplice, più semplificato, ancora un po' distante in gradi, quindi potreste sentire una certa noia in termini di eventi. Non rinunciate però a comunicare, a essere sociali, socievoli e anche social, perché no? Sagittario, una giornata oggi che prevede la Luna in opposizione assieme a Marte e a Giove, quindi potrebbero arrivare delle notizie che potrebbero essere un po' ostative o qualche problematicità in ambito familiare che occorrerà della vostra presenza e della vostra mente positivista per risolvere un problema di qualche congiunto. In ogni caso oggi sarebbe una giornata ideale per decidere se muovervi verso un affare importante o no. Capricorno, giornata oggi che vi fa perdere l'appoggio della Luna. Oggi i pianeti sono un po' quiescenti rispetto a voi, non mancherà comunque l'appoggio di Saturno e quello di Nettuno, anche se un po' spenti e retrogradi, funzionano poco e male. Il Mercurio fedelissimo dalla Vergine invece vi farà avere delle buone notizie se solo vi ricorderete di guardare tutte le mail e rispondere a tutti i messaggi. Acquario, giornata oggi decisamente molto interessante. La Luna è finalmente di trigono e vi porta fortuna nella passione, negli incontri e perché no anche negli incassi. Seppure non amate tanto l'idea del denaro, oggi è una giornata fortunata per riscuotere. Pesci, Luna oggi di quadratura, tra l'altro che rincara la dose con Marte e Giove. In famiglia potrebbe esserci un po' di tensione, ma riuscirete con la vostra dolcezza a sedare un po' gli animi. Dopo essere decollato da Cape Canaveral, l'Apollo 15 scende sul suolo lunare. È il 30 luglio del 1971 quando si completa la 9ª delle missioni spaziali del programma Apollo e la 4ª missione umana al lunare. Collezionati i vari primati come l'uso del rover lunare e il lancio del primo satellite. In questa speciale spedizione viene recuperata una roccia di 4 miliardi di anni fa, la Genesis Rock 12. Se siete dei tipi furbi e astuti, sicuramente vi sarete sentiti dire che la sapete lunga. Ma sapete una curiosità? In inglese esiste un'espressione simile, to speak volumes, che ha un significato completamente diverso. La traduzione letterale sarebbe parlare a volume e questa è un'altra dote che comunque non mi manca. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. L'inventore e fisico Nikola Tesla sosteneva che solo gli artisti potessero trovare ispirazione nella presenza femminile, mentre un inventore che ama una donna perderebbe le sue qualità.
Secondo lui non esistono grandi invenzioni attribuite a uomini sposati. Fin dalla sua infanzia Tesla ha avuto a che fare con le allucinazioni. Durante quei momenti il suo fedele compagno era il gatto di famiglia, che ha alimentato il suo interesse per l'elettricità statica, a partire da quelle piccole scariche elettriche che sentiva quando gli accarezzava il pelo. Tesla è rimasto un personaggio eccentrico per tutta la sua vita. Amava concedersi cene solitarie in tavoli appartati, avendo sempre 18 tovaglioli di lino impilati accanto al piatto. Aveva diverse ossessioni, tra cui una repulsione per i gioielli e una fissazione per l'igiene e per il numero 3. Nonostante soffrisse di insonnia e amnesie, la sua memoria era eccezionale. Tesla morì solitario nella sua stanza a New Yorker Hotel, pochi mesi dopo aver ottenuto il riconoscimento di alcuni brevetti precedentemente attribuiti a Guglielmo Marconi. Dotato di una creatività geniale, Tesla parlava di Marte e Giove come se fossero luoghi raggiungibili. E forse è proprio su Marte che si incontrerà con Elon Musk e le sue macchine Tesla. Ci salutiamo con la frase del giorno. Abito sempre nel mio sogno e di tanto in tanto faccio una visita alla realtà. Con i sogni nel cuore diamo quindi inizio ad una nuova meravigliosa giornata. Non dimenticatevi di sognare. Ci vediamo domani, vi auguro una buona giornata.